Grazie, dicevamo con grande piacere, siamo ancora una volta ospiti della città di Longarone a portare il saluto della comunità longaronese, ma anche della provincia di Belluno, Roberto Padrin, il sindaco. Buonasera a tutti e ben ritrovati qui a Longarone per questo momento di premiazione e presentazione di fatto della stagione sciistica 2018-2019. Un saluto va ovviamente a tutti gli atleti, un grandissimo in bocca al lupo per la stagione che sta per cominciare, a tutti, oltre agli atleti, gli allenatori, i tecnici, i dirigenti di società. Lo sci è sicuramente una delle discipline sportive che sono un po' più all'attenzione in questo periodo, lo sci e gli sport invernali in generale, visto che abbiamo in ballo un qualcosa di unico e straordinario come le Olimpiadi di Cortina, di Milano e Cortina 2026, che penso tutti possano condividere sono un'opportunità straordinaria per il nostro territorio della provincia di Belluno e per tutto il mondo degli sport invernali del Veneto e ovviamente anche bellunese. Da parte mia quindi un saluto a tutti e un pensiero, se mi permettete, perché questa giornata, oltre al premio Fair Play, e saluto ovviamente per tutti il presidente del Comitato Veneto della FISI Roberto Bortoluzzi e Federica di quello provinciale, questa era una giornata che voleva anche consegnare il premio Dolomiti Champion, che è un premio che Longarone Fiere annualmente assegna a uno degli atleti o dei gruppi sportivi che più si sono distinti nell'area dolomitica attraverso le proprie prestazioni sportive. Quest'anno avevamo individuato come premiata la discesista Elena Fanchini, grazie anche al contributo del suo grande allenatore, io poi parteggio perché è un longaronese doc che è Giovanni Feltrin. Avevamo deciso di consegnare questo premio a Elena Fanchini, che sapete è una straordinaria campionessa della discesa libera italiana, la quale purtroppo sta combattendo con una malattia e purtroppo per le cure che sta facendo a Milano non è riuscita ad essere presente oggi in questa occasione per ritirare il premio. Glielo consegneremo sicuramente in un'altra occasione e quindi io coglierei proprio l'occasione per fare un grande applauso, un in bocca al lupo a Elena. Che possa intanto guarire e riprendersi presto e poi possa ancora regalarci tante gioie a noi tifosi dello sci alpino azzurro. Quindi questo era il mio ultimo pensiero, vi faccio un grande in bocca al lupo, ringrazio soprattutto tutti gli sponsor anche che da anni contribuiscono a questo premio, che è entrato ormai nella storia anche di Longarone Fiere attraverso le varie fiere che nel corso degli anni l'hanno ospitato, ed è anche proprio una grande occasione per fare una festa di sport invernali. Grazie a tutti voi e buona giornata. Dopo il saluto del sindaco del comune di Longarone, Roberto Padrin, il saluto del presidente del comitato regionale della FISI, Roberto Bortoluzzi. Buongiorno a tutti, bentrovati e grazie di cuore per questa numerosa partecipazione, che è poi quello che è il nostro piacere di renderci disponibili per organizzare manifestazioni volte a promuovere gli sport invernali. È passato un anno, anzi più che passato è di corsa. Passato un anno la federazione ha avuto delle nuove diciamo composizioni istituzionali, sono state fatte le assemblee, c'è un nuovo consiglio federale, regionale e provinciale. Per quanto riguarda il consiglio nazionale è stato confermato il presidente Aroda, che oggi non può esserci perché è a Rio de Janeiro proprio per trattare l'argomento delle Olimpiadi, quindi è ampiamente giustificato. Per quanto riguarda il Consiglio nazionale, il Veneto ha avuto modo di proporre 2 suoi candidati del territorio
E per quanto riguarda gli aspetti regionali, io sono stato confermato e ringrazio comunque ancora tutti voi per avermi dato questa fiducia. E per quanto riguarda i comitati provinciali c'è stata qualche variazione. Io colgo l'occasione e la circostanza per poter presentare i nuovi presidenti provinciali e gli riconfermati. Andiamo di seguito con Vicenza, il nuovo presidente, la prego di salire. Belluno la confermata Federica Monti. Treviso il confermato Roberto Visentin. La novità su Venezia Marta De Manicor e la conferma di Padova. Resta ancora Verona e Rovigo che per ragioni particolari dovranno espletare la propria assemblea nel giro di breve. A questi signori va veramente un applauso sentito, se non altro per l'impegno, la costanza e il lavoro che, diciamo, dietro le quinte fanno durante la stagione invernale e per il grande rapporto e per la grande collaborazione che sono riusciti a creare con i propri sci club del territorio. A loro il Comitato Veneto, in onore della loro rielezione, della elezione della conferma, vuole omaggiare di un piccolo presente che così potranno fare un brindisi nell'ambito dei propri consigli provinciali. Auguri, in bocca al lupo e buon lavoro. Bene, andiamo avanti con i lavori e ringrazio i presidenti provinciali, rinnovo loro i più sentiti auguri di buon lavoro e passo la parola allo speaker che la festa continui. Grazie al presidente Bortoluzzi, ci sono diverse autorità che sono venute a onorare il fair play. A rappresentare la Regione Veneto c'è Franco Gidoni, il consigliere, a lui il microfono per il saluto istituzionale. Grazie. Buongiorno a tutti, in evidente conflitto di interessi e visto che ho deciso di mettere su la felpa del mio sci club. Buongiorno a tutti, il presidente Zaia mi prega di portarvi il suo saluto e di dire al grande mondo della neve che ci crediamo. Ci crediamo fortemente nelle Olimpiadi, ci piace chiamarla, siamo un po' campanilisti, Cortina-Milano, ma nulla toglie che si chiamerà Milano-Cortina, ovviamente, perché l'appeal della grande città nei confronti del CIO è preponderante, ma crediamo che sarà una grandissima Olimpiade. Sarà una grandissima Olimpiade e le cose si stanno mettendo ovviamente nel verso giusto. Ieri hanno tolto la Turchia, lo sapete meglio di me, la Svezia ha alcuni problemi, Stoccolma di governo e Calgary andrà a un referendum. Gli unici convinti siamo noi e ovviamente su questa strada ci andiamo avanti, ma ci andiamo avanti certo per il turismo, certo per lo sviluppo della montagna, ma lo facciamo per voi ragazzi. Io spero che qualcuno di voi tra 3 anni faccia l'apripista alle gare di Coppa del Mondo. Auspico che qualcuno di voi nel 2026 possa essere nello stadio del Fondo di Dobbiaco, piuttosto che a Anterselva col biathlon, piuttosto che a Cortina con lo sci alpino, col bob, che rinascerà se le Olimpiadi verranno qui e rimetteremo a posto la pista, e qualcuno anche ovviamente non delle nostre discipline, ma dell'hockey, del curling, tutto il mondo dello sport, della neve e della montagna. Lo facciamo per voi, per noi cosa volete? Se non c'è un futuro, se non proponiamo qualcosa ai ragazzi, sarebbe una cosa assolutamente inutile.
e ci crediamo talmente tanto, vedo qui alcuni impiantisti, lo sanno qual è l'impegno della Regione anche finanziario per andare verso i rinnovi, per andare degli impianti, per andare verso le nuove piste, gli ammodernamenti delle piste. Su questo ci siamo e non dimentichiamo, in questi giorni siamo sui giornali, non dimentichiamo neppure le piccole stazioni turistiche. Vedo alcuni ragazzi di voi che sono cresciuti in quelle che in termini tecnico si chiamano le stazioni local, sono quelle piccole, sono quelle che sono escluse dai grandi circuiti del super ski, ma sono quelle che sfornano tanti ragazzi che poi si mettono in luce nelle squadre regionali e qualcuno anche nelle nazionali. Su questo abbiamo un impegno, ci abbiamo messo dei soldi, anche il 23 di ottobre per le local scadrà un bando da 4 milioni e mezzo per i rinnovi degli impianti, perché siamo convinti che anche nello sci debba esistere il chilometro zero. Voi lo sapete di me ragazzi, cosa vuol dire salire su un furgone alle 12:45 o alle 13, con la pizza in mano, col panino, farsi un'ora di pulmino per allenarsi un'ora e mezza e tornare a casa. Noi vogliamo offrirvi la possibilità di allenarvi al meglio per quanto possibile vicino a casa. E questo è un impegno che ci siamo presi con l'assessore Caner e credo che riusciremo a darvi risposte anche in questo. Io ringrazio, e lo faccio anche a nome dell'assessore Corazzari e dell'assessore allo sport, lo faccio agli sci club, a tutto quel mondo del volontariato che rende possibile tutto questo. Voi lo sapete, siamo una federazione, mi chiamo dentro, siamo sci club, non lo facciamo per i soldi, lo facciamo per una grandissima passione e quindi pensiamo di trasmetterla a voi e di darvi tutti i presupposti perché questo mondo dello sci vada avanti per i nostri figli, per i nostri nipoti e per i vostri figli un domani. Buona festa a tutti! I grandi eventi che si svolgeranno, che si potranno svolgere sulla montagna veneta a breve sono un orgoglio per evidentemente la Regione Veneto, ma per l'Italia tutta. A rappresentare qui oggi il Parlamento c'è con noi l'onorevole Mirko Badole e a lui cedo volentieri il microfono. Sì, allora buongiorno, un saluto anche da parte mia, porto i saluti anche del senatore Saviane che è stato qua fino a pochi minuti fa ma che è dovuto andare via. Cosa dire? L'orgoglio, l'ha detto bene il nostro speaker, l'orgoglio di portare questa novità, che non è una novità, questi due eventi, uno che ci sarà domani mattina, si fa per dire, quindi quello dei mondiali, ma soprattutto le Olimpiadi. Le Olimpiadi che a fatica siamo riusciti a portare a casa la candidatura, perché adesso è una cosa che si dà per scontata, ma scontata non è stata fatta una battaglia e siamo riusciti a vincerla. Confermo anch'io quelle che sono insomma le aspettative che abbiamo tutti, siamo in ottima posizione, siamo convinti e decisi e siamo sicuri che le Olimpiadi saranno a Cortina nel 2026. Io mi fermo qua perché mi hanno detto di essere il più breve possibile, conciso possibile, quindi io vi saluto e vi ringrazio tutti. Grazie all'onorevole Mirko Badole. Oltre che il mondo politico e il mondo amministrativo, qui a Longarone Fiere per il Fair Play è presente anche il mondo sportivo regionale. Abbiamo qui con noi il delegato CONI di Belluno, Luciano Trevisson, che rappresenta naturalmente anche il presidente regionale Bardelle. Buon pomeriggio, io avevo intenzione di parlare 15 minuti, ma siccome il consigliere regionale me ne ha rubati 14, quindi io vi porto il saluto del CONI regionale e quello provinciale. Un arrivederci, a presto. Grazie anche a Luciano Trevisson. Naturalmente è rappresentata anche la FISI nazionale. Il saluto del consigliere Stefano Longo.
Buongiorno a tutti. Vi confesso che ho un po' di emozione a parlare oggi a voi in questa posizione. Questa è una festa che io frequento ormai da tantissimi anni. L'ho vista e l'ho vissuta in posizioni le più varie, da genitore, da sponsor. Non avrei mai pensato di farlo e sono molto onorato da questo punto di vista, da consigliere federale. Vi porto i saluti ovviamente del nostro Presidente Flavio Roda, che come voi sapete è in viaggio per il Sud America. Incrociamo le dita, credo che oggi abbiamo già parlato abbastanza delle potenzialità e delle possibilità del nostro Paese per accedere alle Olimpiadi del 2026, ma un ringraziamento particolare lo voglio fare al padrone di casa, al Sindaco Padrin, che è anche Presidente della Provincia, perché ho visto, letto, notato che si sta impegnando veramente con molta determinazione per ottenere il risultato, e questo credo sia molto importante per tutti noi e per quello che la montagna rappresenta per questa provincia, per questa regione. Voglio anche però aggiungere a quanto ho sentito e a quanto ha già detto l'amico Roberto Bortoluzzi, che ringrazio ovviamente dell'invito e della giornata che lui sempre riesce a organizzare in maniera così splendida e con tantissime persone, ma soprattutto tanti atleti giovani e tante famiglie. Vanno ringraziati, questo io l'ho sempre sostenuto, vanno ringraziati prima di tutto i genitori di questi ragazzi, perché sono i genitori che riescono con la loro determinazione, la loro forza di volontà a sostenerli, a portarli ad essere degli sportivi seri e di qualità. Essere uno sportivo oggi è fondamentale nella vita, a mio parere, perché aiuta moltissimo anche nel mondo del lavoro. Devo ringraziare Roberto Bortoluzzi perché ha messo in piedi anche quest'anno un gruppo di atleti, e lo faccio a nome della federazione, estremamente importante. Leggevo e facevo due conti stamattina, nelle squadre A delle varie specialità di questo comitato ci sono più di 60 atleti e nelle squadre B, nelle varie specialità, laddove ci sono le squadre B, ci sono più di 30 atleti. Questo è un dato veramente molto importante. Dimostra che il Veneto, ma questa è la platea che lo rende evidente, dimostra che il Veneto è una delle regioni più forti e più attive e più meritevoli, a mio parere, anche dal punto di vista sportivo per quanto attiene agli sport invernali. Ci sono anche 20 allenatori che collaborano con il comitato nelle varie specialità e questo è altrettanto importante. Qui io voglio fare solo un saluto, lo faccio a nome della federazione. Lo faccio a un allenatore che oggi non è presente, che è Andrea Puicher Soravia. Vi prego di salutarlo calorosamente. Lo conosco da molti anni, era l'allenatore di Buzzi, mi permetto di dire ai tempi in cui mio figlio e Buzzi correvano insieme, prima nella forestale ma ancora prima nelle categorie minori, quindi lo conosco da tantissimi anni, una persona che io stimo moltissimo e che, devo dire, poche volte ho visto un allenatore apprezzare come ha apprezzato lui il vestire un incarico così importante come aveva e come ha all'interno della federazione. Ecco, io ho concluso, vi ringrazio molto e vi auguro buon lavoro, in bocca al lupo a tutti e viva gli sport invernali. Grazie anche al consigliere nazionale Stefano Longo, salutiamo tra gli altri anche il luogotenente Albano in rappresentanza del 7° Alpini e il dottor Alberto Agueci, sempre medico da sempre vicinissimo agli atleti, in particolare degli sport invernali. Il sindaco Padrin prima ha definito evento unico e irripetibile le Olimpiadi che si svolgeranno, che si potrebbero svolgere, auspichiamo che si possano svolgere nel 2026, ma evento unico e irripetibile sarà anche l'evento che andrà in scena sulle Dolomiti d'Ampezzo tra un paio di stagioni, Cortina 2021. Prego la regia di far partire il filmato che ci introduce proprio in questo evento unico e irripetibile, Cortina 2021. Buongiorno.
Bella. Il ragazzo, l'atleta, il campione che avete visto sfidare il drone qui sul maxi schermo, non è solo sul maxi schermo, è qui anche in carne e ossa con noi, Cristian Ghedina, accolto dall'applauso del pubblico di Longarone. Assieme a lui c'è anche Alberto Ghezze, fino a un paio di stagioni fa l'allenatore della Valanga Rosa, da qualche tempo responsabile dell'area sport della Fondazione Cortina 2021. Assieme a loro sul palco invito anche il presidente Roberto Bortoluzzi. Allora, innanzitutto benvenuti e diamo subito la parola ad Alberto Ghezze. Perché Cortina 2021 ha voluto essere presente qui a Longarone al Fair Play a fianco di Fisi Veneto? Siamo qui, buonasera a tutti, innanzitutto siamo qui perché crediamo in tutte quelle iniziative che sono a supporto del territorio, che sono una forma di pubblicità per il territorio e in questo caso per l'evento che andremo a avere nel 2021. Siamo qui anche per promuovere un progetto che abbiamo condiviso con la Federazione Italiana e il Comitato Regionale Veneto. È un'iniziativa che vuole portare a coinvolgere quelle che sono le aziende, le società del territorio a supportare il mondiale, ma in una forma un po' particolare. Adesso avremo anche delle slide che vi spiegheranno esattamente qual è l'intenzione e l'idea di Cortina 2021. Non so se partono. Prima di farle partire, Alberto, sì, vorrei coinvolgere un attimo Cristian. Per Cristian questo è un po' un ritorno alle origini, no? Perché insomma anche tu sei passato per le squadre del comitato, hai fatto attività di comitato prima di approdare in nazionale e fare le cose che insomma tutti ti abbiamo visto fare. Sì, buonasera a tutti, mi fa piacere, grazie per l'invito e insomma venendo qua, vedendo tutti questi ragazzini, io con la testa sono sempre rimasto giovane, mi diverto, lo si è visto anche dal video, mi diverto sempre a scendere, a farmi le mie sciate e penso che questo sia il segreto anche per cercare di andare forte. Prima di tutto il divertimento, poi bisogna sapere che per ottenere risultati bisogna lavorare. Vedendo il video, vedendo poi dopo tutti questi ragazzi mi viene sempre voglia di sciare. Io ho una voglia innata sempre di fare le gare, la competizione, però purtroppo la testa, avere la testa che ho adesso a 20 anni sicuramente mi aiuterebbe molto perché capisci tante cose, però purtroppo il fisico non va di pari passo della testa, il fisico diventa vecchio e non risponde più come vorresti e quindi devi accettarlo, ad un certo punto devi dire basta e io sono contento, ho fatto una bella carriera, però visto che qua ci sono tanti giovani, in più adesso abbiamo 2 eventi importanti, uno sicuro e uno forse, ma molto, molto probabile, che sono il Mondiale del 2021 e le Olimpiadi, la candidatura delle Olimpiadi 2026, quindi avete tutti l'età giusta per poter arrivare sia ai Mondiali che anche alle Olimpiadi, quindi in bocca al lupo, buon lavoro e buon divertimento a tutti. Se sono pronte le slide possiamo farle partire e poi le commenteremo assieme con Alberto Ghezze, Cristian Ghedina e Roberto Bortoluzzi. Allora, riprendendo un po' il discorso che abbiamo fatto prima, il Mondiale di Cortina ha questa denominazione, ma in realtà pensiamo che sia il Mondiale delle Dolomiti e della provincia, della regione e quindi dell'Italia. Partendo dalla provincia, questo progetto vuole coinvolgere le imprese e le aziende che vogliono supportare questa manifestazione, ma non solo supportarla da un punto di vista economico, ma riuscire a coinvolgere la promozione del territorio, il sostegno del mondo dello sport e anche il coinvolgimento di tutti i giovani e di tutti gli studenti.
Questa è diciamo, la prefazione del progetto. Adesso vi faccio vedere qualche esempio di quello che stiamo creando e quello che vogliamo portare avanti. Il primo progetto è una borsa di studio, quindi il donors, che in inglese non è che un donatore, ma non vogliamo farlo passare per tale, l'abbiamo tradotto in inglese perché suona meglio. Cosa fa? Una parte di questa donazione verrà girata in una borsa di studio nelle categorie allievi e ragazzi di tutte le discipline coinvolte nella federazione, nella Fisi Veneto, con due criteri. I criteri sono sportivi innanzitutto, ma anche scolastici, per delle spese che si aggireranno all'incirca sui 1.000 euro, per delle spese che devono sostenere questi ragazzi sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista scolastico. Questo è il primo esempio. Il secondo esempio, e questo devo dire grazie a Flavio e la direzione sportiva della federazione, ha accettato ben volentieri di patrocinare questa iniziativa, sarà sempre un sostegno o la possibilità di 4 ragazzi che verranno estratti a sorte durante i campionati italiani che si svolgeranno a Cortina quest'anno. Avranno la possibilità di andarsi a allenare con la squadra nazionale. Se io, quando ero con Cristian, fossimo stati invitati a un allenamento della squadra nazionale, saremmo stati molto felici. Questa era la parte, diciamo, più di sostanza. Oltre a questo abbiamo tutta quella parte che è marketing e social, quindi vogliamo far sì che abbiamo reclamizzato questo mondiale come il mondiale dei giovani, della tecnologia, dell'innovazione, allora cominciamo a farlo. Lo cominciamo a fare con il coinvolgimento di ambassador che possono essere giornalieri, quindi dei ragazzi che vengono estratti durante delle gare provinciali o regionali, per essere il nostro Cristian Ghendina di quella giornata, di quella settimana. L'asta vita da sci club, far capire al mondo cosa vuol dire sciare, quali possono essere i sacrifici, ma anche quali possono essere le gioie. Quindi far capire il mondo dello sci a 360 gradi e non solo magari con una classifica o con una coppa in mano. Progetto Sci Club, questo è molto più semplice, è molto più legato alla gara di Coppa del Mondo che sapete che organizziamo nel 2019 a gennaio, dove tutti gli sci club hanno delle grossissime agevolazioni per poter venire a vedere gli atlete o le loro beniamine sul campo. Sapete che, forse tutti non lo sanno, però a Cortina in funzione mondiale stiamo lavorando molto sulla parte infrastrutturale, avremo un traguardo nuovo, molto più accogliente, avremo più spazio, avremo molto piacere di riempirlo quello spazio, quindi siete tutti invitati a venire a Cortina per la gara di Coppa del Mondo, perché questo dà un valore anche al passaggio successivo che avete raccontato tutti, le famose Olimpiadi. Dimostrare che Cortina ha PIL dal punto di vista di pubblico è molto importante per poi un'eventuale candidatura. Qui ho concluso, ci sono molte altre iniziative che possono nascere anche da idee privati, voglio dire, la stessa azienda ci possono proporre dei progetti che possono rientrare sotto questa denominazione. Spero di essere stato chiaro, magari un po' lungo, 14 minuti, ho rubato quasi. Intanto ringraziamo Alberto Ghezze per la sua spiegazione delle iniziative. Ricordiamo che comunque c'è lo stand di Cortina 2020-21 al quale potete rivolgervi per avere le informazioni più varie. Roberto Bortoluzzi, mi pare che sia importante il coinvolgimento dei giovani e degli sci club in questo progetto mondiale, che è dedicato naturalmente alle categorie assolute, che però vuole partire dal basso. Certo, noi abbiamo immediatamente sposato il programma e i progetti. Siamo al fianco di Fondazione anche istituzionalmente come federazione, ma soprattutto siamo responsabili e consci che la realtà che ospiterà i Mondiali 2021 è qua sul nostro territorio
e conseguentemente da parte nostra ci sarà sicuramente, anche perché abbiamo già dei test che ci confermano partecipazione, richieste di partecipazioni volontaristiche nell'ambito dell'aiuto alla Fondazione. Noi ci procureremo, per quanto riguarda la borsa di studio, ci procureremo a individuare delle gare speciali e togliere da queste classifiche i più meritevoli. Abbineremo, faremo le richieste per avere anche i consuntivi scolastici, dopodiché la Fondazione con un'apposita commissione provvederà all'assegnazione. Anche questo sicuramente è un messaggio forte che viene dalla Fondazione, impegnata a 360 gradi sul piano dell'organizzazione dei mondiali. È un messaggio forte che verso il territorio, ma soprattutto verso l'attività agonistiche e quindi sulla base di quanto ha detto anche Christian, speriamo che ciò valga anche per aiutare a diventare e a poter essere partecipi a tutti gli effetti come protagonisti dei mondiali 2021. Grazie, vi saremo e siamo vicini ai lavori della Fondazione e speriamo, l'auspicio nostro è che tutto vada bene e che funzioni al meglio. Intanto, devo dire la sincera verità, noi ci accontentiamo di questa assegnazione e di questo impegno. Poi per il resto festeggeremo l'anno prossimo. Grazie a tutti. Grazie, rimanete ancora qualche secondo perché da parte del comitato c'è un piccolo riconoscimento per Alberto Ghezze e Christian Ghedina. Grazie. Grazie ancora Alberto e Christian. Abbiamo aperto con un filmato, chiudiamo con un altro filmato, protagonista sempre Cortina 2021. Grazie ancora ad Alberto e a Christian per la loro presenza. Abbiamo visto le immagini della scorsa Coppa del Mondo, che naturalmente sono uno dei tasselli che ci porteranno a Cortina 2021. Alberto Ghezzi ha sottolineato l'importanza delle aziende per sostenere un evento come quello della Coppa del Mondo prima e dei mondiali poi.
le aziende sono importanti anche per sostenere un'attività importante di vertice come quella del Comitato Veneto. E allora andiamo a ringraziare tutte le aziende che sostengono Fisi Veneto. Cominciamo con Unipol SAI Assicurazioni, il Comitato Organizzativo della Dobbiaco Cortina, la Cassa Rurale di Cortina d'Ampezzo, il Ristorante Alborgo, Fratelli de Pra, Costruzioni del Ponte, Cadore Asfalti, Reveane Serramenti, Lischi, e poi ancora Gioielleria Pasa, gli impianti Afune Civetta, il consorzio impianti Afune Cortina, l'impianto Afune Travalli, Super Ski Dolomiti, Cleto Chiarli, Cadel Poggio, Vicentini Agostino, Caffitali, Dolomia, il formaggio Piave, il consorzio Piave, Rode, Sportful e Bepin Deto. Abbiamo riservato per ultimi e invito poi i rappresentanti presenti qui sul palco per ultime le 3 aziende che sostengono i maggiori circuiti del comitato. Cominciamo con Latte Busche, è presente qui con noi Matteo Bortoli, responsabile marketing dell'azienda di Cesio Maggiore. È presente anche Emaprice con il dottor Enrico Renosto, il nuovo sponsor del circuito allievi ragazzi dello sci alpino. E c'è anche naturalmente Energia Pura con Alberto Olivetto, Energia Pura che da tanto tempo sostiene il circuito giovani, sempre dello sci alpino. Per loro, da parte del comitato regionale, in particolare da parte del presidente Roberto Bortoluzzi, un riconoscimento, un grazie per l'appoggio dato anche nella stagione 2018-2019 al comitato. Cominciamo con lo sponsor storico dello sci regionale con Matteo Bortoli, Latte Busche anche quest'anno a fianco dei baby cuccioli, dei giovanissimi. Abbiamo superato le 40 edizioni, questa è la 41esima e siamo veramente contenti di continuare sulla strada intrapresa tanto tempo fa. Devo dire che fair play per noi significa, adattando un po' il termine che comunque da gioco corretto comprende poi tutta una serie di rapporti anche umani, essere corretti con i nostri consumatori, quindi essere trasparenti e affrontare tutto il rapporto con loro nel modo di mettere il consumatore al centro del nostro progetto. Lo è sempre stato e lo faremo sempre. Stiamo dialogando per quanto riguarda l'evento importante di Cortina con la Fondazione, sicuramente qualcosa faremo per supportare la nostra provincia anche in questa tappa fondamentale e quindi un grande in bocca al lupo poi a tutti gli atleti che si misureranno nei circuiti giovanili e non solo. Grazie Matteo Bortoli. Da un'azienda storica a un'azienda che è appena entrata nell'attività del Comitato regionale della Fisi, Enrico Renosto per Emaprice. Sì, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Io porto anche il saluto ovviamente del presidente del gruppo, il dottor Cristian Daniele, che non ha potuto essere qui per altri impegni legati sempre al lavoro. Noi siamo Emaprice, siamo un'impresa generale di costruzioni, ma è tutto il gruppo Daniele, quindi Settentrionale Trasporti e Graneco Gruber. Noi siamo a Cortina da circa 2 anni, ci stiamo inserendo nel territorio, diciamo, montano attorno a Cortina. Ovviamente per inserirsi in un territorio anche a livello professionale dobbiamo anche cercare di sviluppare e dar valore a quelli che sono i rapporti umani e a quelle che sono le realtà che in qualche maniera si impegnano nel territorio, in questo caso attraverso lo sport, per valorizzare in primis i giovani che sono il nostro futuro. Noi siamo un'impresa che è presente oggi ma che vuole guardare anche al futuro e anche a quelle persone che hanno avuto, diciamo, meno fortuna rispetto a noi. Noi sosteniamo anche un atleta che è René De Silvestro, paralimpico, quindi lo spirito di Emaprice vuole in questa maniera essere vicino al territorio ampezzano, bellunese e a tutte quelle persone che si impegnano per lo sport, in primis attraverso i giovani. Grazie.
Grazie anche a Enrico Renosto e M. Price, un'altra azienda da tempo a fianco di Fisi Veneto, Energia Pura, Alberto Olivetto. Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti. Voglio ringraziare il Presidente Roberto Bortoluzzi della collaborazione che in questi anni è continuata e sta andando avanti. La presenza di Energia Pura è anche rivolta non solo al territorio, agli eventi, tutto quanto, ma in particolar modo a quelli che fanno questo, che sono i nostri ragazzi, che è la nostra forza. E come diceva Christian prima, la soddisfazione è di organizzare, di avere un evento nel territorio, ma potrebbe essere ancora più grande la soddisfazione di avere dei nostri ragazzi nell'evento, che sarebbe per quello che si è qua che si lavora, non solo il comitato, non solo i sci club, ma tutte quante le famiglie e i genitori, perché è importantissimo tenere presente che dietro a questo nostro movimento, ai nostri movimenti di questi ragazzi, ci sono sempre le famiglie che credono nello sport, credono in questa nostra attività sportiva, ed è questo come principio fondamentale. La soddisfazione, ripeto, riuscire ad avere anche magari qualche ragazzo che è qui presente a partecipare all'evento di 2021 o quello che sarà, ecco, sarebbe una doppia soddisfazione per tutti quanti. Per questo ringrazio tutti, grazie mille. Ecco, io a nome mio personale e di tutto l'intero movimento degli sport invernali del Veneto vi ringrazio di cuore per quello che con molta generosità fate per noi e speriamo che questi rapporti possano continuare a lungo. Grazie di cuore, buona giornata e grazie di aver partecipato. Come tradizione il Fair Play è anche l'occasione per rappresentare le squadre agonistiche della stagione che va ad iniziare e il Fair Play 2018 non sfugge alla tradizione. Cominciamo quindi con la presentazione delle squadre, cominciamo con lo sci di fondo, con gli sci stretti. Chiamiamo intanto il nuovo responsabile che è Ivo Scardoni, assieme a lui poi anche il folto gruppo di tecnici. Cominciamo con Elvezio Antoniol che è il capo allenatore, Alberto Pertile, Elio De Martin, Mirko Pezzo, Omar Genuin, Simone Antoniol, Giacomo Cona e Federico Maioni. Eccoli qua i tecnici, probabilmente non saranno presenti tutti ma in gran parte sì. Salutiamo nel frattempo anche l'onorevole Roger De Mene che è intervenuto qui al Fair Play, grazie. Eccoli qua i tecnici, allora andiamo anche a chiamare gli atleti che saranno protagonisti ad alto livello sulle piste di tutta Italia. Cominciamo con Alessia De Zolt, Giorgia Rigoni, eccola che arriva Alessia, Giorgia Rigoni, Giulia Facen, Verena De Grandi, Maria Sole Cona e poi ancora Laura Mortagna, Iris De Martin Pinter e Roberta Cenci. Eccole qua le ragazze. Cominciamo a chiamare anche i ragazzi cominciando con Leonardo De Biasi. Eccolo che arriva, oggi è praticamente in casa, il ragazzo di Podenzoi. Proseguiamo con Augusto Celonna, Pietro Pomari, Claudio Masiero, Filippo Sartori ed Elia Barp. Allora stiamo completando i ranghi della squadra B, poi della squadra A, scusate, cominciamo a chiamare anche i ragazzi e le ragazze della squadra B che sono Piera De Candido, Antonella Dallago, Gioia Vagheretti, Lucia De Lorenzo, Jessica Pavan e Chiara De Cia, questo per quanto riguarda l'ambito femminile.
Proseguiamo poi con i ragazzi che sono Samuele Zaccaria, Davide Costantin, Matteo Grossule, Andrea Bompard, Stefano Carli, Luca Brancaleone e Giacomo Schivo. Ecco, questo è il plotone degli sci stretti del Veneto. Colgo l'occasione per ringraziare gli allenatori qui presenti e anche gli assenti per motivi personali. E ringrazio il consigliere preposto alla commissione e auguro a tutti i ragazzi una felice stagione, ma soprattutto un'importante stagione ricca di risultati. In bocca al lupo, grazie di cuore per la vostra sempre impegno e partecipazione. Grazie ragazzi. Dopo i ragazzi dello sci di fondo continuiamo con l'ambito nordico. Si stanno per preparare i ragazzi del biathlon, ragazzi e ragazze del biathlon che sono guidati da Mario Del Puppo, eccolo qui che è già pronto. Assieme a Mario chiamiamo anche i tecnici che sono Pierino Fontana Offer, Mauro Pesavento, Maria Rosa Moè e Gregor Gombach. Passiamo agli atleti che sono Davide Mancimaioni, Andrea Osta, Martino Busin e poi ancora Riccardo Finco, Thomas Zovi, Martina Olivier, Federico Sansoni, Thomas Scherer, Jacopo Pizzolotto, Sofia Carli, Matteo Finco e Milton Moglia. Eccoli qua i ragazzi dello sci di fondo più tiro, accompagnati dall'applauso del pubblico del Fair Play. Bene, ringrazio i ragazzi in inglese biathlon, ma in italiano fucile e sci stretti. Bravi, complimenti, contiamo su di voi. Da qualche anno l'attività del biathlon viene svolta ad alti livelli, ne siamo fieri e orgogliosi. Ringraziamo i tecnici, soprattutto Pierino Fontana che è l'animatore di questo movimento. Ringraziamo poi il consigliere Mario Del Puppo che tanto si dà da fare. Bravi, complimenti, faremo di tutto per procurarvi il più possibile munizioni. Bravi, buona stagione. Grazie anche ai tecnici e ai ragazzi del biathlon. Proseguiamo con i ragazzi dello snowboard. Cominciamo con il consigliere responsabile che è Sebastiano Dabalà. Applauso anche per Sebastiano, dal bob allo snowboard, ma comunque sempre sport invernali di alto livello. Passiamo poi a chiamare i ragazzi che sono Stefano Girardi, Martina Bellinato, Gaia Costantini, Isabella Murer, Jacopo Tommasi e Federico Podda. Eccoli qua. I ragazzi e le ragazze sono arrivate, chiamiamo naturalmente anche i tecnici Maurizio Rudatis e Dennis Costantini. Maurizio, eccolo che arriva.
Dennis immaginiamo sia assente, allora la squadra per il momento è completa. Il microfono a Roberto Bortoluzzi. Sì, nello snowboard stiamo facendo di tutto e di più. Quest'anno sono stati convocati in nazionale 3 dei nostri atleti, oggi qualcuno ne manca per impegni di scuola, però è un gruppo molto affiatato, molto forte. Manca il tecnico di Cortina Costantini, ma lo sostituisce Rudatis, anche nella forma così non sul campo. E pertanto ragazzi, grazie veramente per i risultati che ci avete portato, grazie ai tecnici che li seguono con molta attenzione. In bocca al lupo e buon futuro, e fate soprattutto i bravi e siate bravi. Ciao, buona stagione a tutti, grazie. Dallo snowboard allo sci alpinismo non c'è Federica Ruzzante, la consigliera responsabile, c'è però il tecnico allenatore che è Luca Palla. Assieme a Luca chiamiamo naturalmente anche gli atleti, cominciando con Beatrice Colleselli e proseguendo con Mattia Tanara, Alessandro Morandini, Matteo Sostizzo, Pietro Festini Purlan, Sara Mondin, Enrico Loss ed Elisa Presa. Allora, questa è un'attività in grande evoluzione, grandi risultati abbiamo portato a casa in questi anni. Molti veneti rappresentano, molti atleti veneti rappresentano in squadra nazionale l'attività, un lavoro che viene svolto al meglio, una disciplina emergente, richiede molti sacrifici. Abbiamo un tecnico in gamba che viene da Arabba, molto bravo, conosce in modo particolare i sacrifici e gli impegni che si devono fare per ottenere dei risultati. Sta lavorando in modo egregio, noi lo ringraziamo, gli auguriamo buon lavoro, come auguriamo una stagione piena di successi ai nostri cari e bravi atleti. Buona stagione e complimenti di cuore da parte nostra, e grazie per l'impegno che ci mettete. Grazie anche a te per quello che fai e che ci mantieni in questo importante gruppo. Grazie. Grazie anche ai ragazzi dello sci alpinismo. Da una disciplina emergente all'altra, stiamo parlando del free ski freestyle, e il responsabile della commissione Sebastiano Davalà, che invitiamo nuovamente qui sul palco. Il tecnico responsabile invece è Mattia Fabrinetti, e i ragazzi che saranno protagonisti delle evoluzioni free ski sono Filippo Levis, Leonardo Donaggio, Emanuele Canal e poi ancora Emanuele De Candido, Filippo Dallanese, Iva Facchin, Bartolomeo Fumero e Costantino Grazza. Stiamo parlando di free ski, una disciplina veramente particolare, spettacolare, difficile. Alla fine poi diventa piacevole quando li osserviamo a fare tutti quei salti e quelle acrobazie. Sono particolarmente soddisfatto che Mattia si sia preso l'incarico di portare avanti questa disciplina. Forse siamo l'unico comitato d'Italia e ne siamo fieri e onorati, quindi ti ringrazio, come ringrazio questi bravi ragazzi. Mi raccomando, state attenti, perché vedervi volare così per aria ci pare che ogni momento
debba succedere qualcosa, ma non succede perché voi siete bravi. Complimenti, buon lavoro, il Comitato Veneto vi sosterrà per quanto potrà. A te Mattia ti auguro buon lavoro e l'anno prossimo vedrete che questa squadra sarà ancora più numerosa, ma soprattutto piena di successi che coglieranno con la prossima stagione. Ciao, in bocca al lupo e buona stagione. E ti fa il bravo. Dal frisky allo sciderba, il responsabile della commissione Enrico De Bona, che invitiamo naturalmente sul palco del Fair Play. Con lui anche gli allenatori, cominciamo con Fausto Cerentin, Luigino Saviane e Ilaria Somavilla. Ecco, mi sia consentito chiedere un applauso supplementare a Ilaria Somavilla, che da poche settimane è diventata mamma. Con Ilaria, Luigino e Fausto ci sono anche naturalmente gli atleti Christian Levis, eccolo che arriva, Giorgia Fregona, Michael Bertagno, Roberto Cerentin, Otto Pasini, Nicolò Pettini, Davide Nieddu e poi ancora Monica Ferrighetto, Tommaso Reghin, Davide Saviane, Margherita Mazzoncini e Jacopo Facchin. Eccoli qua i ragazzi e le ragazze dello sciderba. Bene. Inizia l'avventura di responsabile della commissione il neoeletto consigliere Enrico De Bona, che gli abbiamo affidato una serie di impegni importanti. Finisce con domani, perché fanno la gara sociale del loro club, la stagione dello sci d'erba, ricca e piena di risultati importanti. Cito uno per tutti: Davide Saviane è stato premiato anche quest'estate, ha portato a casa un paio di medaglie mondiali. Insomma, è un gruppo che funziona e che va, un gruppo che lavora assiduamente, un buco che si dà da fare anche senza la neve, rischiando di più di quella che è l'attività sulla neve, perché se cascano sull'erba è già diverso di cascare sulla neve. Ringrazio i tecnici, ringrazio Ilaria e ringrazio tutti voi ragazzi che avete partecipato con dedizione e impegno e che avete onorato sicuramente il Comitato Veneto grazie ai vostri risultati. Riposate per qualche mese e poi riprendete con l'inverno. Ciao a tutti, buona stagione, grazie. Grazie. Chiudiamo questa carrellata delle squadre di Fisi Veneto 2018-2019 con lo sci alpino. Nicola De Martin è il responsabile della commissione. Un applauso per Nicola e per i suoi tecnici. Cominciamo con il chiamare Paolo Boldrini e con lui anche Moritz Micheluzzi. Paolo Boldrini assieme, eccolo che arriva. E anche per lui un riconoscimento da parte del comitato. Lo ha fatto prima il consigliere nazionale Stefano Longo. Io mi permetto di
chiedere a tutti voi un altro applauso per un tecnico che fa parte della squadra dello Sci Alpino 2018-19, ma che è impegnato in una gara importante con la sua salute, Andrea Puicher Soravia. Per completare il quadro dei tecnici manca all'appello Davide Viel, e allora lo chiamiamo qui sul palco assieme a Paolo, assieme a Moritz e assieme a Nicola De Martin. Ecco che arriva anche Davide. E allora cominciamo anche con il chiamare le ragazze della squadra A: Nicole Petri, Beatrice Costato, Anna Rec, Federica Lani, e poi proseguiamo con Valentina Savorgnani, Gaia Palamara e Lucia Pizzato. Passiamo poi ai ragazzi della squadra A: Tommaso Casagrande, Matteo Pizzato, Gian Lorenzo Di Paolo, Alessandro Franzoni, Giovanni Franzoni, Gabriele Sartori e Federico Scussel. Eccoli che arrivano anche loro. Mentre salgono sul palco proseguiamo con la chiamata delle ragazze. Squadra B: Veronica Borocci, Silvia Dall'Antonia, Virginia Favaro, Beatrice Titton, Elena Dal Vecchio e Giorgia Vielmo. E poi ancora Rossella Alberti, Elisa Carregnato, Sara Parenzan ed Emma Venturato. Per completare il quadro dello sci alpino chiamiamo all'appello i ragazzi della squadra B: Filippo Camposilvan, eccolo, Simone De Martin, Nicolas Griffani, e poi ancora Francesco De Martin, Thomas Dalla Libera, Federico De Michiel, Luca Martignago, Elia De Zanna, Giacomo Vidoni, Marco De Pieri, Pietro Meggiolaro e Gustavo Taiarollo. Eccoli qua. Ecco, volevo dire, non è poco mi pare, no? Ci stiamo preparando veramente con tutto l'impegno che possiamo ai prossimi impegni che abbiamo. Come vedete questa squadra è numerosa, sono le eccellenze del Veneto nell'ambito dello sci alpino. Hanno portato a casa successi importanti anche nella stagione appena trascorsa, si sono allenati tutta l'estate, grazie comunque al lavoro dei nostri tecnici che io ringrazio, e anch'io approfitto nell'augurare una pronta guarigione ad Andrea Puicher Soravia, che purtroppo così inaspettatamente è stato colto da una malattia che lo tirerà sicuramente lontano per qualche mese, ma noi auspichiamo che quanto prima guarisca, le facciamo i nostri più sentiti auguri e a nome suo anche, credo, facciamo i più grandi auguri a questi meravigliosi ragazzi che oltre a bravi sono anche belli, presentano bene, beata la giovinezza, e ai loro allenatori, e non posso che non passare la parola al suo responsabile che tanto si è operato per partire con una stagione nuova, questa della stagione 2018-2019. Tanto ha fatto, tanto si è dato da fare, lo ringrazio a nome mio e a nome di tutti il Consiglio regionale, ma soprattutto di tutti i club e tutta l'istituzione del Veneto. Grazie Nicola, a te la parola.
Grazie. Buonasera a tutti. L'anno scorso nella stessa sede ho esordito dicendo che l'auspicio più grande per questi ragazzi sono comunque i mondiali 2021, il nostro quadriennio si chiuderà proprio lì, quindi l'auspicio più grande che posso fare è quello. Questa sera ho sentito le parole rivolte alle Olimpiadi del 2026. Vogliamo allargare la squadra un po' anche ai più piccolini, dovremo arrivarci anche con loro. Quindi un augurio veramente a tutti e un pensiero a Pera che ci manca a tutti. Ecco, nella speranza che il palco regga, procediamo alla premiazione per la Coppa Veneto, quella Coppa che dà una classifica regionale sulla base delle gare FIS che vengono. I ragazzi possono rimanere qui, così sì, anche perché da più di uno fanno da coronario. Prima di cominciare chiamerei Alberto Olivetto, il patron di Energia Pura, per le premiazioni del circuito 2017-2018, che si è mostrato un'altra volta un circuito dal tasso tecnico importante. Siamo pronti? Alberto Olivetto e il presidente Bortoluzzi sono pronti per le premiazioni. Cominciamo con la categoria giovani femminile. Cominciamo con il terzo posto, che è quello di Federica Lanari dello Ski College Veneto di Falcade. La piazza d'onore invece è quella di Veronica Borocci, Sci Club Ponte nelle Alpi. A salire sul, in questo caso virtuale, gradino più alto del podio è Nicole Petri, Ski College Veneto. Dalla categoria giovani femminile passiamo alla categoria giovani maschile. Il terzo posto è quello di Giovanni Franzoni, Ski College Veneto Falcade. Secondo posto per Matteo Pizzato, Sci Club Drusce Cortina. Non c'è e allora il premio lo ritira una compagna di squadra, ok. A vincere è sempre un ragazzo che veste la tuta dello Sci Club Drusce, Francesco Gentili. Eccolo che arriva. Scortato e fotografato anche dal suo presidente. Ed ecco, questo è il podio della categoria giovani. Passiamo alla categoria aspiranti. Terzo posto per Federica Lani, Ski College Veneto. Secondo posto per Anna Rec, Ski Team Vallata Feltrina. Il primo posto tra le aspiranti è per Veronica Borocci, Sci Club Ponte nelle Alpi. Passiamo alla categoria aspiranti maschile. Terzo posto per Gian Lorenzo Di Paolo, Ski College Veneto. La seconda posizione per Giovanni Franzoni, anche lui Ski College Veneto Falcade.
Sci Club Drusce sul primo gradino del podio lo fa con Matteo Pizzato. Ultima premiazione per quanto riguarda la Coppa Veneto è quella relativa alle società. Cominciamo con il terzo gradino del podio sul quale sale lo Sci Club Drusce di Cortina, rappresentato dal suo presidente, premiato da Alberto Olivetto e da Roberto Bortoluzzi. Energia pura e Comitato regionale Veneto della Federazione Italiana degli Sport Invernali. Sul secondo gradino del podio sale invece lo Sci Club Cortina. A vincere la graduatoria per società 2017-2018 della Coppa Veneto è lo Ski College Veneto di Falcade. Arriva Ivan Petri a ritirare il premio. Drusce, Cortina e Ski College, anche per loro le foto di rito. Questo è il podio della Coppa Veneto 2017-2018. Ragazzi, grazie della vostra presenza, naturalmente in bocca al lupo. Adesso possiamo lasciare il palco libero per l'ultimo atto di questo lungo ed intenso pomeriggio a Longarone Fiere, ospiti di Dolomiti Show. Un po' di musica chiedo alla console mentre i ragazzi scendono. Allora, se sono in sala, io vorrei qui con me, con il presidente Bortoluzzi, sul palco Eros Zampieri, assieme a lui Walter Girardi, Edoardo Zardini, Luca Vueric, Alberto Casaro, Michel Davare, Aronne Pieruzza, Marco Faccin, Silvano Varettoni, Diego Castellazza, Dino Gobbo, Michele Cortella, Federico Vanz l'avevo visto prima, quindi c'è. Aronne Pieruzza è arrivato, lo preghiamo di salire sul palco. Assieme a Cortella, Vanz, anche Niccolò Menegalli e Pietro Canzio. Ne abbiamo 4 ne abbiamo. Li ringraziamo e li accogliamo con un applauso. Tra qualche istante vi spiegheremo perché abbiamo chiamato questi ragazzi. Sono 4, ma idealmente sono 14 e idealmente rappresentano tutti quei ragazzi che in 30 anni sono cresciuti nel comitato. Loro 4 sono riusciti a raggiungere in qualche modo il vertice dell'attività vestendo anche la maglia azzurra e sono stati fatti crescere da quello che ha iniziato come ragazzo, poi è diventato un uomo, poi è diventato uno dei più talentuosi ed apprezzati tecnici dello sci alpino italiano, un tecnico che per 30 anni ha guidato lo sci alpino del Comitato Veneto e che il Comitato Veneto ha pensato di onorare oggi dando a lui, offrendogli il premio che da quasi 30 anni lo stesso comitato dà a coloro che si sono distinti nel mondo degli sport invernali. Questo tecnico
arriva da Feltre, è lì in fondo alla sala e allora lo chiamiamo, lo accogliamo con un bel applauso, Andrea Schenal. We're just friends. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere with Allora, io intanto chiederei a tutti di fare 2 passi avanti, così il pubblico vi vede meglio e anche le fotografie risultano più belle. Prima della consegna da parte del presidente Bortoluzzi e idealmente anche dei tuoi ragazzi, Andrea, andrei a leggere le motivazioni che accompagnano il premio. Un premio che, lo sottolineiamo, è offerto dall'azienda vitivinicola Bepin de Eto. Chiamerei Cristina Ceschin, la titolare, qui con noi sul palco assieme al presidente di Fisi Veneto. Grazie Cristina. Prima di dare il microfono ai nostri protagonisti e prima della consegna del premio, leggerei le motivazioni con le quali il comitato ha voluto premiare Andrea Schenal. Passione, entusiasmo, professionalità sono le doti che hanno caratterizzato il tuo lavoro in questi ultimi 30 anni. Questa attribuzione è il nostro grazie per tutto ciò che hai fatto e il riconoscimento del fondamentale lavoro che da tecnico hai svolto per il movimento degli sport invernali del Veneto. Grazie di cuore, il Comitato Veneto Fisi. No, bene, in questa circostanza l'emozione è forte, pertanto vi ringrazio di cuore, grazie Schina, grazie Cristina e buon proseguimento, grazie di cuore. Allora, se non è troppo emozionato possiamo dare il microfono a Andrea Schenal. Andrea Schenal che sta vivendo la sua prima estate senza sci da 30 anni a questa parte. Che effetto ti fa, Andrea? Insomma, buonasera a tutti intanto e grazie naturalmente di questo riconoscimento. Ho fatto 30 anni e 30 anni sono una vita e come nella vita succede ho avuto momenti belli, momenti brutti, vittorie, trionfi, medaglie, però anche tante sconfitte, molti infortuni, sempre troppi, e qualche ragazzo che non c'è più purtroppo e ai quali va sempre il mio pensiero. Quando il Presidente mi ha chiamato sono stato anche un po' imbarazzato, un po' in difficoltà ad accettare questo premio, che fosse più un premio fedeltà che un premio fair play quest'anno, però ho avuto la fortuna di fare della mia passione un lavoro e grazie al Presidente 22 anni siamo stati insieme, abbiamo avuto i nostri momenti felici, i nostri momenti di difficoltà, perché le annate non sono sempre belle e vincenti. Qui abbiamo una rappresentanza di atleti, ce ne sono stati moltissimi, credo che in 30 anni di averne avuti in ritiro 500-600. E da tutti ho imparato qualcosa, a tutti abbiamo dato qualcosa. Ho avuto degli allenatori, dei compagni fantastici, qualcuno è qui, da Mauro Baldo, che è stato uno dei primi con i quali abbiamo sperimentato, abbiamo costruito, lì mi sono fatto le ossa, ho imparato veramente cosa voleva dire fare l'allenatore. Poi ho fatto 13 anni con Johnny Feltrin,
sono stati gli anni più belli, anche perché ero probabilmente anch'io nell'età migliore, dove abbiamo ottimizzato tutto quello che avevamo seminato prima, e poi ho avuto la fortuna di lavorare con Aronne e con Federico Vance, che erano stati i miei ex atleti, persone dalle qualità umane e professionali ineccepibili. E poi l'ultimo quadriennio l'ho fatto con l'amico di una vita, Zarda, già perno del gruppo sportivo forestale, con il quale abbiamo condiviso tutta la carriera, e l'ultimo quadriennio devo dire che è stato uno dei più ricchi di successi di tutta la mia avventura. Smettere è stato difficile, lo è tuttora, però è giusto così. C'è un progetto nuovo, allenatori nuovi, un bel gruppo di ragazzi, e quindi io auguro veramente grandi successi, un grosso in bocca al lupo, e avanti così, la Fisi non muore mai, è sempre Forza Veneto. Oltre che come tecnico è bravo anche con il microfono, Andrea, magari potresti avere un futuro come commentatore, come qualche altro tuo allievo. Aronne Pieruz, brevissimamente, che cosa possiamo dire di questo premio e soprattutto di Andrea Schenal? Sì, ho conosciuto nella doppia veste sia come allenatore che come collega, diciamo. Sono stati anni bellissimi passati con lui, ricche soddisfazioni, sia da allenatore che dopo anche da collega. Sono ricordi che non passeranno mai, e quindi mi faccio un in bocca al lupo per il resto della carriera, della vita. Ecco. Da Aronne a Federico Vance. Buonasera, non sono molto bravo a parole, però Schena è stato un grandissimo allenatore per me e per altri ragazzi. Ci ha trasmesso tantissima passione per lo sci e spero che continui a trasmetterla in futuro. In bocca al lupo, Schena. Si giocano al microfono Nicolò Menegalli e Eros Zampieri, vince Nicolò Menegalli. Buonasera a tutti, hanno già detto il tutto. La cosa più importante che ho sempre ringraziato Schena è oltre a crescere a livello sportivo, la cosa più importante è crescere le persone a livello umano, e lui secondo me con noi e con noi atleti l'ha fatto. Grazie di tutto. Andrea, che cosa farai il prossimo inverno senza sci? Il prossimo inverno... Più vicino al microfono. Scusate. Il prossimo inverno guarderò le gare in TV, farò qualche scappatina, ci sono gli assoluti a Cortina, sicuramente andrò a vedere i miei ex ragazzi, e niente, prendo un anno sabbatico. Ho mio figlio che è qua in sala, che non scia, però fa un altro sport. È giusto che per tanti anni ho sacrificato anche la famiglia, è giusto che segua lui, e almeno fino a quando non si fa la patente devo accompagnarlo in giro per il Veneto con il basket. Chiedo conferma ai responsabili del cerimoniale. Dovremmo aver concluso anche le consegne dei premi, anche un riconoscimento da parte di Caffitali per Andrea e per i suoi ragazzi. Da parte mia, a nome di tutto il comitato, un grande grazie per essere intervenuti così numerosi e così calorosi a questa 29esima edizione del Fair Play che, lo ricordiamo ancora una volta, è andata ad Andrea Schenal per 30 anni, tecnico dello sci alpino del Comitato Veneto. A tutti voi grazie, e a tutti i ragazzi un in bocca al lupo per la stagione 2018-2019.